il nostro opinionista in merito alla sanità, Giovanni Del Ben, medico forense. Di cosa ci parla questa sera? Bentrovati. In questi giorni sentiamo tanto parlare di piani e programmi per la sanità e per noi in Friuli Venezia Giulia questa è una competenza regionale. Ma chiediamoci, oltre che province, aree vaste, campanili, che cos'è che è importante per la programmazione sanitaria? Sicuramente le schede di dimissione ospedaliera, perché su questo si può fare poi un ragionamento sui numeri. E però lì dentro dovrebbero anche andare le malattie professionali, gli infortuni e le malattie infettive. Però diciamo che qualche volta questo fenomeno sfugge perché non sempre vengono compilate le carte che dovrebbero essere compilate. Allora dovremmo anche fare qualcosa per recuperare queste malattie ignorate e su questo sono fatti e ripetuti corsi di formazione. Un altro elemento importante, che però la caratteristica è che nessuno vedrà il suo, e quello che ho in mano io, quello che adesso vi fanno vedere, è che è la scheda di denuncia delle cause di morte. Allora noi sappiamo di dover distinguere le cause di morte da quelle spontanee, da quelle traumatiche, e fra queste gli incidenti, gli infortuni o altre azioni violente. Spesso però la morte per cause traumatiche non avviene subito, viene dopo settimane e in questo tempo magari si perde un rapporto con l'embolia polmonare, con le sindrome di allettamento, broncopolmonite o infezioni urinarie, che qualche volta sono le complicanze di queste morti traumatiche. E allora su questo sarebbe importante un ulteriore aggiornamento. Leggiamo spesso il direttore sul giornale che la procura ferma un funerale. Qual è la causa di questo? È perché di fronte a una morte traumatica che può coinvolgere responsabilità di terzi, le procedure vogliono che tutti siano garantiti, ma garantiti anche i familiari, gli eredi di quello che è deceduto, perché bisogna non solo fare una denuncia in scienza e coscienza, ma deve essere fatta una denuncia in verità biologica, perché poi bisogna applicare la giustizia. Allora, l'effetto di questi corsi di aggiornamento potrà essere che si rallenti qualche funerale in più, ma in fin dei conti sarà giusto così. Giovanni Del Ben, grazie, medico forense.